Non potevo mancare anche con questa voce, ma poi lascerò la parola a Maddalena per ringraziare tantissimo Michele Morgante, che con il nostro comitato scientifico organizza ogni anno, la domenica mattina, un incontro di carattere scientifico. È un onore per noi avere qui un grande scienziato. Non dico altro, lascio la parola a Maddalena. Grazie Michele. Buongiorno a tutte e a tutti. Questo incontro ha il titolo Ridurre i divari fra nord e sud del mondo, la scienza ci prova. Ringraziamo la farmacia Antonio Colutta che, come da tradizione, sostiene l'incontro scientifico di Vicino Lontano. A guidare questo confronto con noi Atish Dabholkar, fisico teorico indiano, direttore del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste. Noto a livello internazionale per le sue ricerche sulla teoria delle stringhe e sull'entropia quantistica dei buchi neri, insignito di prestigiosi premi scientifici, nel 2021 è stato eletto Fellow del World Academy of Science per il progresso della scienza nei paesi in via di sviluppo. Mario Enrico Pe, professore di genetica agraria alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il suo gruppo svolge ricerche genetiche in collaborazione con l'università e le istituzioni pubbliche di numerosi paesi emergenti in Asia e in Africa. Giorgio Tamburlini, pediatra, ha lavorato per ONG, centri di ricerca e agenzie internazionali, occupandosi in particolare di linee guida per l'assistenza pediatrica nei paesi in via di sviluppo. Ha pubblicato nel 2023 I bambini in testa. E infine Michele Morgante, professore di genetica all'Università di Udine, accademico dei Lincei, presidente dell'Associazione Genetica Italiana e direttore scientifico dell'Istituto di Genomica Applicata, membro del Comitato Scientifico di Vicino Lontano. Buon ascolto, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui questa mattina, anche a un orario così mattiniero. Il tema che quest'anno abbiamo scelto per discutere in campo scientifico è nato da un confronto che abbiamo avuto all'interno del Comitato Scientifico di Vicino e Lontano. E come sapete quest'anno la parola scelta è stata quella delle metamorfosi. In realtà, discutendo con il presidente del Comitato Scientifico, Nicola Gasbarro, ci eravamo resi conto che fra tante metamorfosi e trasformazioni che caratterizzano i nostri tempi, che hanno cambiato radicalmente l'assetto geopolitico del nostro pianeta, una cosa che in realtà non è cambiata è che l'Europa mantiene una leadership scientifica e tecnologica. Assieme ovviamente ad altri paesi, assieme agli Stati Uniti, assieme più recentemente alla Cina che pure ha investito tantissimo in questo settore. E quindi quello di cui vorremmo parlare oggi è come l'Europa può fare a trasferire il suo capitale di conoscenze scientifico-tecnologiche ai paesi che di questo capitale sono meno ricchi. Questo è un aspetto che è fondamentale, di cui forse non si parla abbastanza. Il progresso scientifico-tecnologico è importante per noi perché migliora la qualità della vita, perché diminuisce l'impatto delle attività umane sull'ambiente, ma può esserlo ancora di più per i paesi in via di sviluppo per cercare di diminuire quelle diseguaglianze culturali, economiche, sociali che si stanno sempre più ampliando e che rappresentano una minaccia alla stabilità globale. Quindi questo aspetto di trasferire un capitale, in questo caso di conoscenza, ad altri paesi, è un aspetto a cui dobbiamo pensare non solo come qualcosa che facciamo per generosità, per bontà nostra, ma devo dire che dovremmo pensare di doverlo fare anche volendo ragionare in termini molto egoistici, perché ne va del nostro bene il fatto di riuscire
a mettere gli altri nelle stesse condizioni in cui siamo noi. E questo vale sia ai fini dei fenomeni migratori, ma vale forse anche e soprattutto oggi ai fini della grande emergenza che stiamo vivendo, che è quella del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico non è confinato a un'area geografica precisa. Se vogliamo compiere una transizione che ci deve portare verso sistemi produttivi che sono meno impattanti sull'ambiente, questo lo dobbiamo fare ragionando su scala globale e non solo su scala locale. Quello che cercheremo di discutere è quindi come potremo trasferire scienza e tecnologia verso i paesi meno avanzati per favorirne il progresso sociale e economico e per favorire la transizione verso processi produttivi che siano più sostenibili da un punto di vista ambientale. Non è facile individuare la strada più adatta. L'Europa, come gli altri paesi avanzati, hanno una storia di colonialismo verso questi paesi che ovviamente non si vuole ripetere sotto l'aspetto scientifico e tecnologico. Però credo che in un momento come questo, dove in Europa stiamo pensando alle elezioni che ci saranno fra poche settimane, credo che sarebbe giusto porsi il problema di decidere di destinare una percentuale del prodotto interno lordo dell'Unione Europea verso queste operazioni. Si parla tanto di raggiungere certi obiettivi di PIL investito in spese militari, si parla tanto di percentuale del PIL investito in ricerca e sviluppo. Credo che dovremmo iniziare a ragionare su come darci degli obiettivi in termini di risorse che vogliamo trasferire per favorire lo sviluppo di conoscenza, lo sviluppo dei sistemi educativi, lo sviluppo di tecnologia. E quello che cercheremo di affrontare è come possiamo farlo, tenendo anche conto che l'aspetto demografico è decisivo in tutto questo. Nel 2050 l'Africa da sola conterà 2,5 miliardi di persone, quasi raddoppierà la popolazione rispetto ad ora, il 40% dei bambini nasceranno in quei paesi. E quello che tutti dicono è che per dare un futuro a tutti questi giovani dobbiamo favorire sistemi educativi, dobbiamo favorire sviluppo di tecnologia. Ne parleremo con Atish Dabholkar, che, come è già stato sottolineato, è il direttore in realtà di due istituzioni che hanno un mandato fondamentale in questo campo. Il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam e la TWAS, che è la The World Academy of Sciences, un'altra istituzione con sede a Trieste che pure essa ha il compito fondamentale di cercare di ridurre questo gap che esiste in termini di scienza, educazione e tecnologia fra le diverse parti del mondo. Atish ha lavorato fra l'India, gli Stati Uniti e l'Europa e adesso abbiamo la fortuna di averlo qui a Trieste e ci racconterà tutto quello che l'ICTP e TWAS stanno cercando di fare in questo senso. Poi abbiamo Enrico Pè, che oltre ad essere professore alla Scuola Sant'Anna di Pisa ha una esperienza personale estremamente interessante. Ha coordinato per molti anni un dottorato internazionale che era centrato sulla formazione dei giovani che provenivano dai paesi in via di sviluppo. Ha operato in Indonesia per trasferire tecnologia nel campo delle biotecnologie e soprattutto, direi quasi un unicum nel panorama della ricerca italiana, ha fatto ricerca mirata ai paesi in via di sviluppo e poi ci racconterà come questo è avvenuto. E infine Giorgio Tamburlini, che oltre a essere stato il direttore scientifico dell'IRCS Burlo Garofalo di Trieste, ha svolto tutta una serie di attività assieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'UNICEF per cercare di favorire il trasferimento di metodiche, conoscenze e tecnologie in campo pediatrico nei paesi in via di sviluppo. Chiudo qui la mia introduzione e direi di iniziare proprio da Atish. E chiedo ad Atish se ci può spiegare esattamente cosa sono ICTP e TWAS e come in termini pratici stanno cercando di ridurre questo gap educazionale e tecnologico che esiste fra diverse parti del mondo. Grazie per essere qui, Atish.
Tra l'altro è arrivato ieri dalla California e quindi lo ringrazio moltissimo per aver trovato il tempo per essere qui con noi questa mattina. No, grazie mille, sono onorato di essere qui. Mi scusate che parlerò in inglese. No, so it is a great honor for me to be among my distinguished colleagues here. È davvero un onore per me essere qui con questi carissimi colleghi. Theme of this meeting, Credo che vicino lontano, chi ha costruito questi eventi, vicino lontano, e ha deciso di pensare al ruolo della scienza per ridurre il divario tra i paesi sviluppati e meno sviluppati, è un argomento importantissimo e correlato alla mission dell'ICTP e del TWAS. Quindi queste due istituzioni sono state fondate dal Centro Abdus Salam e, come è stato detto, il principio fondamentale qual è? È che la scienza è un patrimonio comune e che fa parte proprio, appartiene a tutta la razza umana, a tutto l'essere umano. Quindi bisogna abbandonare l'atteggiamento neocolonialista, ma portare invece avanti un partenariato tra studiosi. Quindi l'ICTP, in questa prospettiva, quindi ospita 6.000 studiosi da tutto il mondo, 2/3 da paesi in via di sviluppo, meno finanziati completamente dall'ICTP. E qual è l'idea? L'idea è quella di metterli in contatto per mettere in contatto grandi studiosi come Giorgio Parisi con i giovani studiosi che arrivano dall'Africa, dall'Etiopia, che ne so, per discutere delle ultime evoluzioni scientifiche. E TWAS, che è questa accademia mondiale, si aggiunge a quello che fa l'ICTP, un'accademia mondiale per cui rende accademico, diciamo, il contributo degli studiosi in tutto il mondo, studiosi di tutto il mondo, li fa connettere, li fa incontrare per creare una comunità globalizzata e mondiale di studiosi. Quindi questo compito dell'ICTP è molto importante all'interno di questa, si correla molto a questo evento di oggi. Soprattutto perché, ad esempio, questioni come il cambiamento climatico, la gestione delle pandemie, non sono cose che riguardano solo certi paesi, i confini nazionali. Siamo tutti interconnessi in questo piccolo pianeta. Ad esempio, i monsoni accadono magari in India, però coinvolgono il Pakistan, l'India, e ai monsoni non importano le situazioni politiche o i confini. I monsoni seguono solo le leggi della natura e questa è poi la missione dell'ICTP. Siamo un'organizzazione anche sotto l'egida dell'ONU, abbiamo un accordo tripartito anche tra l'UNESCO, l'AIEA e il governo italiano, e di conseguenza di questo mettiamo insieme tutto il mondo grazie alla scienza, un luogo di incontro della scienza. Che ne so, ho citato l'esempio dei monsoni, ma qualche anno fa abbiamo fatto un seminario importantissimo sui monsoni dove gli studiosi di tanti paesi si sono messi insieme, hanno condiviso le conoscenze, hanno discusso delle questioni scientifiche correlate al cambiamento climatico. Quindi se c'è questo hub internazionale per la scienza, lo abbiamo, e questo serve a far ridurre il divario e il gap e far aumentare invece la comunicazione e gli scambi tra diverse parti del mondo a livello scientifico. Grazie Atish. Passerei ad Enrico. Tu ti occupi di ricerca applicata all'agricoltura, ricerca genetica applicata all'agricoltura. Qual è il motivo per cui dobbiamo fare di tutto per aiutare lo sviluppo scientifico e tecnologico dei paesi in via di sviluppo anche in campo agricolo, quando invece in Italia alcuni maestri di pensiero molto popolari cercano invece di convincerci che siamo noi a dover mutuare i modelli di agricoltura di sussistenza dei paesi in via di sviluppo? Ringrazio l'organizzazione per l'onore che mi ha fatto di essere parte di questa discussione molto centrata. Prima di rispondere alla domanda che hai fatto, Michele, bisogna forse sottolineare che
cioè se effettivamente c'è bisogno di migliorare la capacità produttiva agricola di questi paesi. E ovviamente la domanda è retorica, perché basta pensare che l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU ha come obiettivo numero 2 quello di debellare la fame nel mondo. Ora, siamo nel 2024, non solo non ci siamo avvicinati a debellare la fame nel mondo, ma negli ultimi 3 o 4 anni c'è stata un'inversione di tendenza e addirittura è aumentato. Ci sono delle stime recenti, 2022, della FAO, che dicono che il numero di persone al mondo che giornalmente non hanno abbastanza cibo per compensare le richieste energetiche giornaliere sono compresi tra i 690 e i 780 milioni di persone. Quindi stiamo parlando di una cifra enorme che purtroppo è anche aumentata. Il World Food Organization dice addirittura che se si considerano condizioni intermedie di insicurezza alimentare, circa il 45% della popolazione umana soffre di questa parziale insicurezza alimentare. Quindi è evidente che bisogna intervenire e è evidente che il principale bersaglio di miglioramento devono essere proprio questi paesi, soprattutto del Global South, come viene detto, del sud del mondo, che hanno un'agricoltura meno efficiente. Quanto meno efficiente? Beh, a seconda delle colture è meno efficiente, talvolta addirittura del 5 volte di meno, 10 volte di meno. Quindi è evidente che bisogna intervenire e a questo bisogna aggiungere quello che tu, Michele, hai anche sottolineato subito nell'introduzione, ovvero l'incremento demografico, che è particolarmente gravoso nei paesi che già soffrono di queste carenze alimentari, quindi di questa insicurezza alimentare, e gli impatti negativi che sono già evidenti dovuti ai cambiamenti climatici, ma che le previsioni dei prossimi anni tendono a peggiorare e, guarda caso, vanno a colpire questi effetti negativi proprio i paesi che hanno già queste economie e agricolture fragili. Quindi bisogna effettivamente migliorare la capacità produttiva. Come? Lì il problema è come intervenire. Francamente, sicuramente bisogna intervenire e sicuramente, come hai detto tu, no, i paesi ricchi, i paesi come l'Unione Europea, come i paesi occidentali dovrebbero aiutare in questo miglioramento della capacità produttiva. Per quali motivazioni? Tu prima hai citato non solo per questioni etiche. Secondo me bisognerebbe invece anche avere il coraggio di dire che ci sono anche degli impegni etici. Tuttavia, ieri sera, quando abbiamo avuto ho partecipato alla cerimonia di consegna del premio Terzani, abbiamo avuto uno spaccato di quello che è stato il cinismo ed è tuttora il cinismo dell'Europa e del mondo occidentale, per esempio nei confronti della migrazione. Quindi pensare che questo cinismo non venga superato perché abbiamo necessità, questo è... Faccio fatica un po' a crederci. Tuttavia il punto centrale è ribaltare il discorso e dire lasciamo perdere
l'aspetto etico, ma dobbiamo farlo anche perché è nostro interesse, per egoismo. Perché, come hai già detto tu molto bene nell'introduzione, non possiamo pensare per esempio di cambiare e andare verso una situazione di sviluppo più sostenibile settorialmente. Deve essere un'azione che interessa a livello globale. Il problema, e questo poi magari emergerà nella discussione, è come cercare di aiutarli. Grazie. Passiamo a Giorgio, che opera in campo medico. Ecco, nel tuo campo la cooperazione nord-sud come sta andando? Sta cambiando la situazione? Ci sono miglioramenti? Ci sono peggioramenti? Evidentemente siamo in un campo complesso e farei una prima riflessione che tutto il senso di questo seminario è abbastanza controcorrente, perché il concetto del multilateralismo è in crisi, il concetto del bene comune non mi sembra mainstream e quindi tutta la storia della cooperazione, diciamo, fra nord e sud risente tuttora pesantemente di un approccio che vedo che Matti stesso ha ricordato, di fatto neocoloniale. Noi anche in campo medico, ad esempio, abbiamo sottratto risorse umane per decenni. Si è parlato di Africa, ma non solo dell'Africa, no? Facendo in modo che le persone anche più brillanti e giovani di buone speranze fossero di fatto attratti e andassero a crescere il capitale umano delle università del nord. C'è un paese che è il Regno Unito che ha fatto peggio di tutti, finché su iniziativa del DFID, che è l'agenzia di cooperazione del governo, non ha cercato di dare delle regole su questo. Voi capite che questo stesso fatto, no, del sottrarre medici, ma non solo medici, infermieri, ricercatori, e portarli nelle università del nord del mondo con la prospettiva molto spesso di restarci, è di fatto un trasferimento all'inverso di risorse. Ma questo è accaduto, così come è accaduto anche che si utilizzassero le casistiche enormi, no, che il sud del mondo presenta di pazienti, di situazioni, per pubblicare e fare ricerca poi ad uso prevalente, diciamo, delle università del nord. Tuttavia anche qui ci sono, le abbiamo sentite anche poco fa, degli esempi di cooperazione e di rapporto paritario e a mio avviso, se posso già anticipare alcuni elementi secondo me critici, oltre a una mentalità generale che si rifà appunto ai concetti di multilateralismo e il bene comune che oggi è molto più evidente, perlomeno ad alcuni aspetti, ad alcune parti della comunità, in particolare quella scientifica. Apro una parentesi, il concetto di One Health, per cui siamo tutti interdipendenti, siamo interdipendenti fra di noi, ma anche col mondo animale, vegetale, per non parlare del cambiamento climatico, è una cosa che la comunità scientifica ha ormai fatto suo, ma che non diventa poi politica, no? Un aspetto su cui bisognerebbe sicuramente lavorare è che dal progettificio su cui molte agenzie di cooperazione si basano, ti do i soldi, fai un progetto, dura 3 anni, dura anche 5 anni, si deve passare a delle linee di finanziamento. Tu parlavi di linee di finanziamento. Le linee di finanziamento però devono essere a lungo termine, devono puntare molto sulla cooperazione interistituzionale in cui si cresce assieme, no? L'istituzione del nord e l'istituzione del sud, e si creano quei rapporti fra ricercatori, scienziati e comunità che solo sono in grado di fare in modo che veramente cresca la capacità istituzionale nei paesi del sud.
Quindi diciamo che la ricerca medica ha seguito queste linee, queste contraddizioni, c'è ancora molta strumentalità, c'è ancora abbastanza sottrazione di fatto di risorse del sud che vanno al nord, però ci sono anche forti esperienze, io ne ho fatte diverse, che fanno in modo che le istituzioni del sud del mondo crescano e crescano anche rapidamente, perché poi diciamo l'energia vitale là non manca, quindi basta che tu la solleciti e gli crei un ambiente favorevole. Se posso cogliere due sollecitazioni di Giorgio, no? Una è quella del colonialismo e del rischio del neocolonialismo culturale. Questo è un problema che esiste, bisogna anche parlarsi chiaro, non è così semplice, perché anche come siamo cresciuti, com'è la nostra cultura, automaticamente c'è un sottofondo di atteggiamento un po' di adesso arriviamo noi che abbiamo la tecnologia e vi insegniamo come dovete fare, no? Quindi non è così banale, cioè, superare questo confronto, questo blocco, e questo può essere fatto, come hai sottolineato tu, assolutamente avendo dei rapporti totalmente paritari e decidendo insieme e ascoltando quelle che sono le richieste che possono venire da questi paesi. L'altro aspetto è che comunque si parla di ricerca. Tu hai detto che la ricerca costa, la ricerca ha una prospettiva lunga. Sì, ha una prospettiva lunga, i paesi ricchi devono dare un loro contributo, ma ci deve essere anche un impegno da parte dei paesi che ricevono questi fondi. Questo è un aspetto che ogni tanto viene sottostimato. Grazie. Quello che ha descritto Giorgio è un fenomeno che noi in Italia conosciamo bene, noi lo chiamiamo fuga dei cervelli, in inglese si potrebbe chiamare brain drain, e come per l'Italia il problema non è tanto i cervelli che escono, è il bilancio netto che è negativo, perché il problema dell'Italia è che abbiamo tanti giovani che vanno all'estero e pochi stranieri che vengono a lavorare in Italia, così pure per i paesi in via di sviluppo il problema è che tanti di loro vengono attratti verso i paesi più ricchi e dai paesi ricchi non ci sono altrettanti cervelli che vanno a lavorare in quei paesi. Vorrei tornare ad Atish, che indubbiamente ha un punto di osservazione privilegiato perché interagisce con le organizzazioni internazionali, interagisce con i governi nazionali, e la domanda è semplice e diretta. Si sta facendo abbastanza oppure no, Atish? Yeah, I think the honest answer is not enough. Sì, la risposta onesta è no, non si fa abbastanza. But I think places like, I would say also that there is Però devo anche dire che c'è la possibilità senz'altro di fare di più, e in particolare l'ICTP è un esempio esemplare perché è un'istituzione che è riuscita con successo a creare il modello giusto per fare questa cosa. Per tornare alla domanda della fuga dei cervelli e del neocolonialismo, questa è stata proprio la motivazione di Salam. Lui era cresciuto in un piccolo paesino del Pakistan e lui voleva tornare nella sua patria, nel suo paese, però non riusciva poi a condurre la sua ricerca lì. Quindi lui voleva creare questo hub internazionale altrove dove gli studiosi potessero venire, ricaricarsi, imparare e tornare col loro bagaglio nei paesi di origine. Salam è un'ispirazione per me e non solo, io mi occupo dello stesso filone della fisica, ma anche proprio per quel suo impegno globale per la scienza globale. Anch'io vengo da un piccolo paesino dell'India e dopo tanti anni all'estero sono ritornato in India, quindi l'ICTP mi dà davvero l'opportunità, perché io volevo contribuire alla scienza indiana e l'ICTP costruisce questa opportunità di contribuire
alla scienza mondiale in generale e posso citare degli esempi. Prima di tutto c'è questo programma Associate che porta studiosi di alto livello dai paesi in via di sviluppo all'ICTP per alcuni mesi, poi questi se ne tornano nei loro paesi e manteniamo però la relazione per tanti anni, non è una cosa che finisce lì, qualche mese, tutto finito, una cosa che poi dura. E poi c'è un altro splendido programma riguarda un master in fisica medica. Nella fisica medica ci sono tecnologie avanzatissime oggi, come oggi ad esempio la risonanza magnetica avanzata e le sue applicazioni. Invece nei paesi in via di sviluppo non c'è un unico fisico medico, quindi saper gestire la risonanza, fare tutte le impostazioni, le interpretazioni, serve un fisico medico. L'ICTP ha questo programma meraviglioso che è un ottimo esempio di come la collaborazione può accadere ed è in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia Atomica, 26 ospedali italiani, l'Ateneo di Trieste e l'ICTP. E abbiamo centinaia di studenti di 40, 50 paesi, anche 70-80 forse, tantissimi, che vengono qui, fanno un anno di studio teorico all'ICTP all'Università di Trieste e un anno di tirocinio nei nosocomi italiani e poi l'agenzia dell'ONU, quella per l'energia atomica, trova i finanziamenti, le fellowships. L'anno scorso abbiamo portato 5 studenti etiopi. Questo è un effetto doppio, quindi si internazionalizza la scienza italiana, si fanno arrivare in Italia studiosi di alto livello e poi molti di questi tornano nei loro paesi, però mantengono aperto il canale comunicativo con l'Italia e con la comunità mondiale, per cui moltissimi studiosi che vanno poi nei paesi in via di sviluppo vengono formati all'ICTP. Se questo lo riusciamo a moltiplicare, ad applicare in altri settori, abbiamo un potenziale di fare davvero sempre di più. E dopo, se c'è modo, vi dico anche di più su questo. Grazie Atish. Enrico, tu hai già in parte affrontato questo tema, cioè in campo agricolo come in altri campi, secondo te è possibile per i paesi avanzati esportare i propri modelli, i propri processi produttivi, le proprie tecnologie, oppure bisogna pensare di sviluppare congiuntamente nuovi processi, nuove tecnologie che siano pienamente adattate alle specifiche realtà ambientali, sociali, climatiche? Quindi il lavoro forse è più complicato di quello che potrebbe sembrare. Sì, è più complicato e la risposta è sicuramente il secondo approccio è quello da seguire, anche perché sul primo approccio in parte alcuni modelli sono già stati trasferiti e i risultati sono stati dubbi, nel senso che noi quando pensiamo all'agricoltura, per esempio dei paesi del Sub-Sahara o di alcune regioni dell'Indocina o dell'America meridionale, soprattutto della fascia pacifica, abbiamo in mente un'agricoltura di sussistenza tendenzialmente, quindi condotta da gruppi familiari che producono sostanzialmente per la propria famiglia e non per il mercato. Questo è un elemento molto grosso dell'agricoltura di molti paesi. Tuttavia, a fianco di questo tipo di agricoltura di sussistenza c'è anche l'agricoltura, tra virgolette, di tipo industrializzato, soprattutto nelle aree che vengono definite ad alto potenziale produttivo. E quindi questo modello c'è già e tra l'altro purtroppo è il modello a cui spesso tendono i governi di questi paesi. Mi è capitato l'anno scorso, più o meno in questo periodo, era stato organizzato in Vaticano un incontro che parlasse appunto dell'agricoltura di questi paesi in via di sviluppo ed erano stati invitati alcuni rappresentanti delle comunità agricole e i rappresentanti politici dei paesi presenti in Italia, no?
E lì emergeva che la richiesta era il modello è quello dell'Argentina, dobbiamo nelle zone ad alta capacità produttiva seguire il modello dell'Argentina, molto intensivo, quello del Brasile, no? Questi erano i modelli e questa era la convinzione dei politici che c'erano lì. Io ho cercato di dire che forse non era proprio il modello giusto, quindi alcuni modelli li abbiamo trasferiti e alla fine forse hanno fatto anche qualche danno in più, perché funzionano, guarda caso, molto bene, per esempio per la produzione di commodities che poi vengono utilizzate nel mondo occidentale. Faccio per esempio le grandi piantagioni. Poi l'altra domanda che ci dobbiamo fare è: ammesso che noi vogliamo trasferire il modello, ma qual è il modello che vogliamo trasferire? Perché non è neanche chiarissimo a noi qual è il modello che vogliamo fare. È il modello bucolico che ogni tanto salta fuori nelle discussioni dell'Unione Europea o che cosa? Quindi sicuramente la risposta era quella iniziale: bisogna calarsi nella realtà locale e soprattutto ascoltare quali sono le richieste. Il problema è che non sempre le esigenze dei produttori, quindi delle comunità agricole, ha una cinghia di trasmissione efficace rispetto ai governanti e a coloro che prendono le decisioni. Grazie. Giorgio, volevi? Ma sì, nel senso che, ma insomma, voi immagino che buona parte dell'uditorio conosce la differenza fra ricerca di base e ricerca applicata, no? Allora, mentre la ricerca di base può essere fatta, diciamo, quasi ovunque, prescindendo in gran parte dal contesto, la ricerca applicata è contesto, richiede una conoscenza di dove e come e a quali condizioni determinati prodotti della ricerca di base possono essere tradotti in concreto per le popolazioni. Questo richiede una capacità di ascolto, di analisi che deve essere sia del nord ma anche del sud, e le istituzioni del sud, ad esempio, devono essere indipendenti dalla politica, come tutta la scienza dovrebbe essere, perché altrimenti risentono di strumentalità a breve termine che possono essere a vantaggio di quello o quel governo, no? Quindi evidentemente qui si tratta, ma io credo che questo sia un tema un po' generale, che la comunità scientifica in realtà dovrebbe essere ancora più forte e dovrebbe far sentire più indipendente, e questo è un po' in contraddizione con quello che oggi vediamo accadere. Oggi il mondo ha bisogno che la comunità scientifica faccia sentire la sua voce, perché è l'unica che è in grado di percepire il bene globale e di attuare quel tanto di multilateralismo che è tipico della comunità scientifica, no? In cui ci si confronta in termini molto, diciamo, indipendenti, basati sulla conoscenza. E questo è quello che accade all'ICTP grazie all'intuizione di Abdus Salam e di tutti quelli che sono venuti dopo. Ci sono altre istituzioni del genere, anche a Trieste, l'Unido e altre cose, ma insomma questa è tutta una prospettiva che insomma bisogna che ci facciamo sentire di più. Grazie, mi fa molto piacere sentire da te queste parole che condividi in pieno. Atish, secondo te il modello ICTP è replicabile e abbiamo bisogno di più ICTP forse in altri campi della scienza e della tecnologia, o ci sono altre strategie che dovremmo mettere in atto per cercare di ridurre questo gap scientifico-tecnologico che ci divide rispetto ad altri paesi? Qual è la tua visione? No, I think this model is definitely replicable. Questo modello sia senz'altro replicabile, ripetibile. Un good esempio è l'ICEGB che sta a Trieste, che è il centro internazionale per la genomica Genetic Engineering and
e la genetica, l'ingegneria genetica, eccetera. Very much modeled after ICTP. Un modello, cioè si è molto ispirato all'ICTP, è stata una replica che si occupa invece di genetica ed è stato di grandissimo successo questo ICEGB. Devo però anche dire che non è semplice far mettere insieme tutte le risorse per fare innovazione. È stato un miracolo che ci sia creato l'ICTP con questo livello di sostegno finanziario dal governo italiano che ha molto aiutato e grazie anche alle organizzazioni dell'ONU. Non è stato facile, però a livello personale quello che io ritengo è che è molto possibile, ad esempio, raddoppiare la capacità dell'ICTP. Personalmente, peraltro, questa è la mia ambizione, ci terrei molto. Sono stato a San Francisco proprio questi giorni per portare avanti un po' quest'idea. E qui mi ricollego alla domanda di come coinvolgere le comunità locali, per prendere in considerazione, diciamo, i loro problemi, tenendo presente le peculiarità, le tipicità locali. Un settore molto importante, come potete immaginare, è quello dell'intelligenza artificiale e del scientific computing. Questo è un settore, cioè l'ICTP si impegna per la scienza aperta, disponibile a livello globale, però nel prossimo decennio qualunque nozione di open science deve avere anche una nozione di accesso aperto al computing, all'informatica, altrimenti il gap aumenterà ancora di più. Questa è stata la mia missione a San Francisco. Ho incontrato persone, aziende come la Nvidia che investono moltissimo in questo settore. Potrebbero avere un modello, ad esempio un modello di alta risoluzione per il clima a cui ispirarsi, però quell'approccio per ora non stiamo facendo bene. Non possiamo pensare a una soluzione tecnocratica per il problema climatico, perché anche se c'è un modello climatico molto sofisticato, quello che vogliamo sono le applicazioni a valle. Ad esempio in Ghana c'è una diga enorme, tutta l'economia del Ghana dipende dall'idroelettrico, energia idroelettrica. Quindi ci deve essere in Ghana una comunità locale di studiosi per il clima che possono mettere in piedi il modello attingendo alle fonti scientifiche di Nvidia e delle altre aziende, ad esempio, mettendoci anche però le condizioni tipiche del clima e delle comunità ghanesi, costruire il loro modello climatico. Devono costruire le politiche nazionali, ma devono tenere presente le precipitazioni se la precipitazione aumentano o diminuiscono del 20%, il modello cambia e questo non può essere fatto da un'azienda di Bologna o della California. Va creata una comunità di studiosi, come abbiamo fatto un po' all'ICTP, quelle istituzioni sarebbero molto importanti, averne altre. Altro esempio, 2 settimane fa abbiamo avuto uno studioso del clima del Ghana, abbiamo fatto i festeggiamenti per i 60 anni dell'ICTP all'UNESCO. Questa signora è venuta dal Ghana, che è una professoressa, un'accademica in un'università del Ghana, aveva studiato anni fa all'ICTP e adesso è una studiosa del clima di alto livello accademico che continua a avere relazioni con l'ICTP. Questo è il nostro obiettivo a lungo termine, creare una comunità mondiale di studiosi in tutto il mondo che possono gestire problemi globali. Sarebbe sciocco pensare che l'Unione Europea da sola possa risolvere il problema del clima. Grazie. Giorgio, Atish ha toccato un tema, ha parlato di scienza aperta, di accesso alla tecnologia, che sicuramente è un tema fondamentale in campo informatico e lo sarà ancora di più con gli sviluppi dei sistemi di intelligenza artificiale, ma in campo medico un tema centrale in termini di accesso a tecnologia è che tante tecnologie sono coperte da sistemi di protezione intellettuale, brevetti, e il problema si è già posto recentemente nel caso della pandemia da Covid in merito all'accesso ai vaccini. Tu come vedi questo problema, che a mio avviso poi si combina con un altro problema, ossia che nei nostri paesi stiamo avendo accesso a terapie altamente innovative
che ci cambiano sostanzialmente la qualità della vita, ci permettono di salvare persone che prima erano destinate a morire, ma che hanno dei costi enormi, che già in molti casi mettono in difficoltà i nostri sistemi sanitari. Quindi la domanda è duplice. Possiamo trovare un sistema per rendere tecnologie coperte da brevetti accessibili a quei paesi? E forse la domanda ancora da un punto di vista etico più importante, riusciremo a mettere anche là a disposizione delle persone, dei malati, queste nuove tecnologie pur se così costose? Non vorrei limitarmi a rispondere no. Allora, proviamo a vedere. Dunque, la storia ci insegna, ad esempio, che forse alcuni di voi ricorderanno, quando è scoppiata l'epidemia di AIDS, ha colpito in maniera così forte una serie di paesi del sud del mondo, e c'è stata una mobilitazione di ONG, della comunità scientifica, di attivisti, eccetera, che ha portato alla concessione della possibilità di costruire, di fabbricare farmaci anti-HIV in paesi come ad esempio il Sudafrica ed altri, paesi a sviluppo intermedio che hanno la capacità tecnologica di fare questo. E questa è una delle possibilità, no? Quindi quella di concedere la possibilità ad altre istituzioni che ne abbiano la capacità in un sistema regolato, e quindi di uscire almeno per un periodo dalla logica del brevetto. Un altro schema è stato utilizzato ad esempio per i vaccini, in particolare i vaccini in campo pediatrico, ma insomma gran parte dei vaccini sono di fatto in campo pediatrico, ed è il sistema inizialmente chiamato Gavi, poi che fa in modo che l'intervento di donatori internazionali consente di abbassare il costo determinato dai costi della proprietà intellettuale di questi vaccini per paesi che non potrebbero permettersi di pagare $20 un vaccino, e quindi gran parte di questo costo è coperto da donatori internazionali, per cui di fatto diventa accessibile. Qui c'è un rischio, perché a un certo punto il donatore si ritira, il costo si eleva. Un terzo meccanismo è quello che tutta una serie di nuove tecnologie dovrebbero essere prodotti da istituzioni pubbliche e quindi messi a disposizione di tutti a un costo che sia più vicino a questo reale di produzione, perché non dimentichiamo che dietro a queste grandi aziende ci sono dei fondi di investimento che devono fare profitto, no? Allora voglio dire, questo profitto per pochi che si traduce in non benessere per la gran parte è una logica che ci porta all'autodistruzione o comunque ad avere terapie efficaci solo per pochi. Questo purtroppo è un futuro abbastanza probabile addirittura per l'Italia, perché alcuni di questi farmaci biologici, insomma, molto efficaci, hanno costi e siccome si vanno diffondendo a una serie di patologie sempre più ampia, costi che potrebbero non diventare sostenibili. Quindi bisogna rivedere anche tutto questo meccanismo, il che richiede ancora una volta dei meccanismi multilaterali in cui si prendono decisioni che vanno a favore del bene comune e superano di fatto alcune logiche che sono quelle ancora prevalenti del profitto. Insomma, questa è un po' la situazione, quindi sarei ottimista con la volontà. Sì, le terapie a cui si può pensare sono ad esempio non solo i biologici in campo oncologico. Oggi in campo oncologico si usa la terapia CAR-T, che è costosissima, che va a modificare geneticamente specifiche cellule del sistema immunitario per guidarle contro le cellule tumorali. Se pensiamo ad esempio alle terapie contro l'atrofia muscolare spinale, la SMA, la prima che è stata messa in commercio,
aveva un costo di $800.000 all'anno e bisognava ripeterla ogni anno. Quindi potete immaginare, adesso si parla di terapia genica per l'anemia falciforme, di nuovo con dei costi. Allora la domanda è, noi a queste cose, perlomeno per ora, possiamo avere accesso quando riusciremo a mettere tutti nelle stesse condizioni di poter avere accesso a queste tecnologie. E sicuramente è un problema che, come diceva Giorgio, fra un po' riguarderà anche noi, e però che sicuramente già riguarda anche questi paesi. Atish, ho una domanda che forse non avevamo anticipato. Parliamo di Europa, parliamo di Stati Uniti, Nord America, ma non abbiamo mai parlato della Cina. La Cina è un paese che ha investito in scienza e tecnologia tantissimo e forse non tutti si rendono conto che lo sviluppo in campo scientifico che ha avuto la Cina negli ultimi 30 anni è un fenomeno che credo nessuno avrebbe potuto prevedere. Oggi la Cina è un leader in campo scientifico al pari degli Stati Uniti. E sappiamo che la Cina ha una politica in alcuni campi che potrebbe sembrare neocoloniale, nel senso che ad esempio per quanto riguarda le risorse naturali sta utilizzando i paesi in via di sviluppo per avere accesso a una serie di risorse chiave per lo sviluppo tecnologico. Ecco, cosa sta facendo in campo scientifico e tecnologico? Sta utilizzando scienza e tecnologia di nuovo per riuscire a controllare questi paesi? Come si pone rispetto a istituzioni come la vostra? Yeah, I mean, I think ICTP is a little far removed from Credo che l'ICTP sia political policies. parecchio lontano dalle politiche, comunque tutti questi sono quesiti molto importanti. Noi viviamo un po' di riflesso quello che accade in Cina su piccola scala, perché l'ICTP fa ricerca nelle scienze fondamentali, scienze di base, e per fortuna non dobbiamo darci da fare con tutte le complessità dei diritti di proprietà intellettuale, brevetti, come tutelare dei beni. Da questo siamo fuori. Per quanto riguarda l'ICTP, la mia posizione è piuttosto chiara. Noi restiamo aperti, restiamo un hub scientifico con le porte spalancate dove tutti si possono ritrovare, a prescindere che arrivino dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Cina. Noi peraltro abbiamo studiosi praticamente da quasi tutti i paesi che all'ICTP collaborano su tanti argomenti, la fisica quantica, che poi ha tante applicazioni nei vari filoni delle tecnologie quantistiche. Quindi si comincia a lavorare insieme a livello tecnologico, poi vengono fuori delle criticità su certi confini, certi limiti, però non ho una risposta semplice su questo. Per fortuna l'ICTP non se ne deve occupare, ma non voglio dire che questo problema non sia assai importante, ahimè. Enrico, volevo tornare un po' alla tua ricerca e tu hai avuto un'esperienza, definirei quasi unica, cioè tu hai fatto ricerca sul miglioramento genetico vegetale al fine di sviluppare nuove varietà, coinvolgendo direttamente in questa ricerca le comunità agricole locali, mi sembra in Etiopia, portando avanti questi progetti di miglioramento genetico partecipativo. Secondo te è un sistema efficace? Si può replicare? Bella domanda, si può replicare? Non lo so. Intanto definiamo cosa si intende per miglioramento partecipativo. Sono tutte quelle azioni attraverso le quali si coinvolgono in diverse fasi del processo di miglioramento genetico comunità agricole o rappresentanti di queste comunità agricole. È una pratica che è nata parecchi anni fa, non è che l'abbiamo inventata noi. Noi ci siamo arrivati un po' per caso e con scetticismo all'inizio. Con scetticismo perché prima non ero convinto che avesse una base scientifica forte, perché sostanzialmente queste comunità agricole nei programmi di breeding partecipativo generico
vengono coinvolti nell'ultima fase di selezione del materiale, delle progenie che sono state prodotte. Quindi una prima fase che abbiamo, e questo se vuoi è stato un po' il nostro contributo originale, è stato quello di trasformare le valutazioni degli agricoltori da valutazioni qualitative, mi piace, non mi piace, in valutazioni numeriche. E quindi domanda di fronte a una certa pianta: ti piace questa pianta? Sì, no, ma perché? Da un punteggio 1 non mi piace niente, a un punteggio 5 mi piace molto, che punteggio daresti e perché? E questo ha consentito di produrre delle matrici di dati che è stato possibile inserire nelle ricerche più avanzate, per esempio di genomica e di genetica, no? E quindi attraverso questa ricerca, perché non sapevamo quale sarebbe stata la risposta, abbiamo effettivamente dimostrato che le valutazioni degli agricoltori avevano una base scientifica, e questa base scientifica deriva dalle conoscenze tradizionali. Quindi le conoscenze tradizionali di queste comunità è scienza, e quindi a quel punto lì era assolutamente automatico cercare di integrarle. Quindi la domanda è: possiamo integrarle piuttosto che, non è che rinunciamo agli approcci moderni e ritorniamo indietro, no? Quindi l'approccio è: integriamo nelle metodologie più avanzate, per esempio la genomica, la possibilità di determinare la sequenza del DNA del materiale che si studia, insieme alle misurazioni che fanno i ricercatori e alle valutazioni delle comunità agricole. Secondo me è un modello che funziona bene in quel contesto di agricoltura in cui ci sono ancora le famiglie che operano e producono. La logica è anche abbastanza cinica, se uno ci pensa, no? Questi agricoltori e agricoltrici, perché molte sono anche le donne, in questi paesi, soprattutto dell'area sia in Asia sia in Africa, oltre la metà dell'agricoltura viene gestita dalle donne, o da sole o insieme agli uomini, no? Quindi c'è un contributo molto importante delle donne, e cinicamente loro devono sapere che cosa fanno, perché ne va del sostentamento della famiglia, e quindi è assurdo non sfruttare queste competenze che loro hanno. Tradotto da un punto di vista scientifico, qual è il contributo che emerge? Il contributo è quello temporale, perché nella valutazione considerano l'esperienza che loro hanno avuto e non si limitano soltanto a considerare la performance in quel determinato momento, no? Quindi questo è l'aspetto innovativo. Dopodiché non lo so cosa succederà, perché non so se lo sapete, ma nell'agricoltura moderna il numero di addetti per l'agricoltura moderna è, rispetto agli addetti storici, è intorno al 2%. In Inghilterra e in Germania addirittura 1%, in Italia e Francia 3-3,5%. In alcuni paesi dell'Asia e dell'Africa supera il 60% il numero di gente che opera in agricoltura, no? Cambierà, sì. Quando? Non si sa, però nel frattempo non è che possiamo far finta che non esistano, no? Quindi è possibile che non abbia un grande futuro, però
in questo momento non è che si può far finta che milioni di persone, milioni di famiglie siano lasciate nell'indigenza perché prima o poi non faranno più quel mestiere lì. Grazie. Io prima di dare spazio a ognuno di voi per una breve considerazione conclusiva, vedrei se ci sono domande dal pubblico. Se qualcuno vuole intervenire, chiedere ai nostri ospiti spiegazioni. Noi abbiamo una rivoluzione che sta avvenendo nell'incrocio tra biologia e tecnologia, no? Alcuni rapporti dell'ONU immaginano che questo incrocio, biologia sintetica, che si incrocia con la controllo dell'environmental agriculture, di cui lei parlava in qualche modo, possono portare a 400 milioni di posti di lavoro nel 2030 e a 10 trilioni di impatto sul fatturato. Noi questo processo, ad esempio qui in Italia, abbiamo problemi a portarlo avanti perché abbiamo delle lobby molto forti. Coldiretti, ad esempio, si è schierata contro l'hamburger, contro la carne coltivata, parlando di... Ed è molto difficile riuscire a cavalcare quest'onda perché giustamente vai a intercettare delle lobby che esistono e che in qualche modo non permettono questa rivoluzione. Non potrebbe essere interessante provare a non far seguire quello che questi paesi, in questo momento più arretrati, cioè fargli fare tutti i nostri percorsi, ma provare a fargli fare un salto, cercando di portare questa rivoluzione lì, dove Coldiretti, il ministro Lollobrigida, piuttosto che... Ma anche la catena del freddo per il trasporto è uguale, se si cambiano in qualche modo determinate caratteristiche e non serve più la catena del freddo, c'è tutta la catena del freddo nel trasporto del cibo che giustamente si ribella. Cioè non potrebbe essere l'opportunità di saltare 200-150 anni dalla nostra evoluzione per provare a... anche perché questo genera un bisogno di formazione totalmente nuovo, cioè delle figure professionali che oggi non esistono fondamentalmente e che potrebbero essere magari iniziate a essere formate lì, oppure forse solo utopia. Grazie. Trovo la domanda molto interessante e suggestiva, anche perché noi siamo sempre legati a un approccio storico e pensiamo che quello che è già successo si debba ripetere. Invece quello che ci sta suggerendo è di non fargli ripetere tutti i passaggi attraverso cui noi siamo passati, ma fargli fare un salto tecnologico, fargli evitare una fase e andare direttamente in un'altra. Questo in realtà in altri campi è già successo, no? Per esempio nella comunicazione con i cellulari è stato risolto un problema che invece noi ci siamo arrivati a gradi. La sua domanda è pertinente e sicuramente c'è spazio per fare dei salti. Per esempio, rimanendo nel nostro settore, il cambiamento più forte che è successo in questi ultimi 10 anni è questa tecnologia che consente di modificare direttamente l'informazione genetica in un modo preciso e veloce e relativamente poco costoso. Il fatto che sia preciso, poco costoso e veloce amplia tantissimo la possibilità di intervento, cosa che invece era molto più ridotta quando si parlava per esempio della trasformazione e della produzione di OGM. Quindi questa tecnologia, per esempio, potrebbe essere una tecnologia assolutamente da trasferire, anche perché è molto duttile e quindi va a rispondere anche a una delle domande che ci eravamo fatti prima su che tipo di modelli, se è necessario adeguarsi alle condizioni, magari intervenendo su colture che qui nei nostri agricolture non hanno particolare interesse, no? Quindi sì, è possibile, tuttavia noi abbiamo la storia, ma la storia ce l'hanno anche loro, la tradizione ce l'hanno anche loro e come lei sa benissimo, il modificare le attitudini produttive e soprattutto i prodotti che vengono realizzati con queste nuove tecnologie non è così semplice. Quindi anche lì mi aspetterei delle resistenze. Volevo chiedere, avete toccato il problema del colonialismo.
Io credo che ci sia anche un aspetto importante su un colonialismo indiretto, cioè c'è un aspetto culturale del colonialismo che voi avete evidenziato e che noi, da bravi uomini di scienza, andiamo a insegnare le cose. Ma credo che ci sia un aspetto importante adesso di colonialismo, come dire, inconsapevole che nasce. Ne parlava prima il direttore dell'ICITP, quando parliamo di infrastrutture di ricerca e infrastrutture dati per gestire tutta la mole di dati e l'intelligenza artificiale relativa alla nuova modalità di fare scienza. Io credo, ed è stato accennato anche, che ci sia un aspetto importante di inconsapevolezza nostra in cui questi paesi conferiscono dati e conoscenza di fatto in maniera inconsapevole e noi li usiamo solo per il nostro interesse. Quindi anche questo è un aspetto importante che dovrebbe essere valutato e soprattutto nella definizione di queste infrastrutture di ricerca che dovrebbero essere aperte il più possibile. Sappiamo benissimo quanto costano gestirle e sappiamo benissimo quanto sia molto improbabile che nei paesi a bassa tecnologia questo possa avvenire in tempi rapidi. So che ICTP ha fatto un lavoro eccellente da questo punto di vista, però c'è ancora molto da fare. Atish, do you want to reply to this? No, I think no, I mean it's an important question. How to ensure this Sì, è una questione molto importante, come garantire una certa eguaglianza di accesso a tutte queste tecnologie moderne e innovative. È quello che l'ICTP nel suo piccolo cerca di fare. E infatti abbiamo vari esempi. C'è anche il Consorzio Internazionale per il Scientific Computing, una cosa che portiamo avanti da anni. È internazionale, è un consorzio, la messa in comune c'è e abbiamo firmato accordi con il Sudafrica, altre agenzie nazionali, il Brasile, l'Indonesia da una parte, ma anche aziende che sono nell'informatica quantistica, l'IBM, l'Nvidia e agenzie governative, la Swiss Supercomputing Facility e altre. Quindi l'idea, la Cineca ad esempio è ben lieta di dare accesso alle loro risorse a studiosi, in Ruanda ad esempio dove l'ICTP ha un istituto partner, quindi tramite l'ICTP si viene a creare una rete internazionale di studiosi. E credo che sia possibile mettere in piedi sempre più collaborazioni. Questo è il ruolo precipuo che io vedo per l'ICTP. Io sono anche un po' ottimista, devo dirlo, per il fatto che la scienza sia una scienza comune, un linguaggio comune, cioè gli studiosi di tanti paesi si sentono molto vicini, sentono di avere tanto in comune, più tra di loro magari che con le altre persone, che parliamo degli stessi problemi, parliamo lo stesso linguaggio scientifico e ci capiamo. E questo è un agente fortissimo del cambiamento, però mi ricordo anche che mi rendo conto che può non bastare, che ci sono questioni politiche di finanziamento complesse e che la scienza non può risolvere, quindi dobbiamo lavorare su entrambi i fronti. Grazie. Grazie. Sì, due osservazioni. Innanzitutto abbiamo parlato dei paesi in via di sviluppo, ma quali sono questi paesi? Rispetto all'ONU sono paesi che stanno sotto il reddito pro capite di $10.000. Poi ci sono altri indicatori, ma insomma questo è il primo dato. Secondo dato, secondo me, ed è la domanda, il rapporto tra scienza e politica. La stragrande maggioranza dei paesi in via di sviluppo, purtroppo, non sono delle democrazie. Io ho lavorato, sono appena rientrato dal Salvador, quella lì è una democrazia finta, dove un presidente poi di fatto è una specie di simil dittatore, e mi sono trovato a confliggere nel mio lavoro di pianificazione urbana con dei problemi che erano relativi proprio all'applicabilità di modelli, di condizioni di possibile ricerca. Quindi, voglio dire, è encomiabile il lavoro che ovviamente fanno gli scienziati. Io sono assolutamente d'accordo che per fortuna la scienza sia, tra virgolette, al di sopra delle parti, anche se non è oggettivamente neutra. Però
quale potrebbe essere il ruolo della scienza nel confronto, nella capacità di superamento di quelle condizioni per cui la politica di fatto indirizza, spesso e volentieri in modo sbagliato, la possibilità di sviluppo di questi paesi? Grazie. Giorgio, grazie per la domanda. Farei rispondere a te perché tu questo argomento l'hai già toccato in parte. Dunque, innanzitutto sono ovviamente d'accordo con la prospettiva che hai delineato, nel senso che una delle caratteristiche del nostro tempo è evidentemente quella delle derive autoritarie di moltissimi paesi. E quindi come rispondere? Mi veniva proprio da dire, anche come considerazione, se vuoi, conclusiva di questo incontro, una riflessione che facevo anche sentendo i colleghi prima. Allora, questo è un paese, il nostro, l'Italia, dove siamo adesso, che ha due caratteristiche. Una è quella che ha una comunità scientifica piuttosto forte in vari campi e con una riconosciuta capacità di produrre anche abbastanza al di là di quelle che sono le risorse nostre. Se andate a vedere le classifiche, no? Dei ricercatori ma anche del prodotto scientifico, vedete che l'Italia è molto in alto nonostante abbia un budget per la ricerca molto limitato. L'altro è quello che, anche qui, nonostante tutto, l'Italia è uno dei pochi paesi, forse accanto alle democrazie nordiche, che crede ancora e finanzia il multilaterale. Allora, alla fine, se abbiamo una prospettiva da giocare, è quella in cui la comunità scientifica italiana, ovviamente interloquendo con la politica, perché altrimenti non si combina nulla, riesca a farsi in qualche modo promotrice di un messaggio: guardate che i sovranismi uno sopra l'altro non risolvono assolutamente nulla, la scienza ha la possibilità di andare oltre il sovranismo nel momento in cui ha dei margini di indipendenza e un linguaggio comune, come forse quello della musica e delle arti, ma insomma ce ne sono altri. E su questo non so se l'Accademia dei Lincei volesse raccogliere quest'idea e farsi promotrice di una posizione italiana che vada oltre il G7, che apra il G20, che dica: guardate che bisogna mettersi assieme intorno a un tavolo, e assieme intorno a un tavolo devono mettersi quelli che conoscono i problemi e non hanno una visione strumentale al voto di domani piuttosto che al potere in senso. Ma vabbè, insomma, qui insomma, in questa chiesa possiamo anche sparare in alto. Grazie. Proverò a parlarne con Giorgio Parisi, vediamo se si convince a portare avanti questa iniziativa. Cioè, dire la mia sul commento che è stato fatto. È molto centrato il problema delle autocrazie, perché per esempio la posizione europea, per esempio, pone i paesi europei in svantaggio rispetto agli interventi che possono fare la Cina, non l'Unione Sovietica, la Russia, perché nel momento in cui l'Europa dice sì, io ho queste risorse che posso metterti a disposizione, però tu devi seguire questo, e automaticamente dice beh, ma ci sono anche altri soggetti che mi possono dare le risorse. Quindi il punto è molto importante. Atish, you had a comment. Yeah, just I want to make one comment regarding this voglio question. dire una cosa, un commento su questo. Ovviamente sarebbe ingenuo aspettarsi che la scienza possa aiutare a risolvere situazioni politiche così complesse, ma posso fare un esempio invece di una diplomazia scientifica di grande successo, ed è la struttura del sincrotrone in Giordania. Sesami, probabilmente lo conoscete. L'idea è nata un po' nel contesto ICTP, ma altre organizzazioni come il CERN hanno svolto un ruolo. Comunque l'ICTP ha fatto un'importante conferenza 25 anni fa nel hub in Egitto, riunendo l'Iran, l'Israele, la Palestina, il Bahrain, la Giordania, paesi
che a livello politico sicuramente non sono grandi amici. Però gli studiosi invece vanno molto d'accordo nonostante le nazionalità e hanno lanciato quest'idea di un sincrotrone scientifico per studiare materiali, sistemi, biologia, eccetera. Poteva sembrare un'idea pazzesca, anche che sarebbe naufragata subito, invece l'idea si è concretizzata e secondo me è un esempio fulgido di questa diplomazia meravigliosa che può accadere. E adesso c'è un sincrotrone che funziona benissimo in Giordania con l'appoggio di tutti questi paesi. Questo è un esempio che ci tenevo a ricordare. Sembra proprio un universo parallelo, alternativo, dove c'è la pace nel Medio Oriente e le persone lavorano insieme e collaborano. Stupendo. Però credo, e quindi bisogna avere speranza che queste cose in fondo accadano e sono possibili. Io credo che non ci siano parole migliori per chiudere il nostro dibattito, un esempio splendido di come la scienza può superare barriere che in altri campi costituiscono degli ostacoli insormontabili. Io vi chiederei di unirmi a me nel ringraziare i nostri ospiti che hanno portato avanti questo dibattito e ci rivedremo il prossimo anno. Grazie a tutti.